vivono dentro le case. Quindi questo dare la colpa a chi vive della propria pensione o del proprio lavoro è un gesto ignobile che la Teater fanno e che la Regione copre, perché la responsabilità è loro. Allora, questo regalo ce l'ha fatto la Lega Nord che governa la Regione Veneto. La Lega Nord che quanto a furbetti, no? A far sparire milioni, diciamo, hanno dato lezioni al popolo italiano. Allora io dico una cosa, tutti voi che siete qui siete testimoni di quanti appartamenti chiusi e lasciati decadere ci sono a Padova e non solo. Allora, io dico, queste persone che lasciano decadere il patrimonio pubblico, costruito con i sacrifici e con le tasse dei lavoratori, queste persone che non hanno fatto i controlli, adesso chiedono che chi lavora che chi vive con il proprio lavoro e con la propria pensione paghi 4, 5, 6 volte il canone di prima. No, non può funzionare così. Non si può colpire i lavoratori e i pensionati sempre. Noi chiediamo che vengano fatti, che venga ritirata la legge. Non ci accontentiamo delle commissioni che guardino i singoli casi perché sono una truffa e continuiamo a chiedere il ritiro, continuiamo a lottare, solo uniti vinciamo.